Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo like sul video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle news del Napoli. Andiamo al video. Abbiamo giocato con pazienza. Sapevamo che Lobotka poteva passare la partita e abbiamo avuto pazienza quando nell'ultimo quarto d'ora abbiamo provato a cambiare la partita con il 4-2-4. C'erano anche delle idee, ma in area di rigore mancava qualche pallone. Ciò significa che hai la possibilità di fare di più in 3 stanze con poca qualità. Fortunatamente, sono sicuro in questo posto. Momento? Sono tutte partite importanti, lo sappiamo e lo siamo ancora di più oggi. È bello, ha calciato solo nel secondo tempo, non dobbiamo creare quando possiamo. Gli attaccanti devono concludere meglio e i centrocampisti devono raggiungere meglio la seconda palla. Servire creando, senza trovare scuse. Le richieste della società influenzano il mercato? È stato il primo alla partita, ha parlato con il presidente e il direttore per migliorare la squadra di gennaio. Piano, devo far uscire i ragazzi da questa situazione. Se hai bisogno di lavorare con Vlasic, non esitare a contattarci. Adesso è diventato un cacciatore di sventure, perché io sono un predestinato e punto alla perfezione e ci vuole coraggio per trovare la scintilla. Voivodato? Tocco sempre il filo del lavoro, facendo la formazione in base a ciò che accade a settembre, quando uno di loro si interroga sulla questione e sui risultati. La Gineite è un problema durante il recupero? Certo, ma il peso del centrocampista del Napoli significa dispendio di tante energie. Deve raggiungere il livello fisico, ma è un classe 2004 e ha fatto un buon lavoro. Cosa ho detto a Conte? E quando si parla nello spogliatoio si mettono in mezzo. Gli ho detto di andare al diavolo per scherzo. Qual è la vostra opinione, fan? Se è piaciuta la partita di ieri, pensate che sia necessario migliorare qualcosa nella squadra, lascia il tuo commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!